Ciao, faccio bancomat. Oh no, era una provocazione che volevamo fare ad alcuni istituti di credito, ad un investitore, per mostrarvi questo locale lungo la strada provinciale, come vedete molto trafficata, a mio avviso ideale per un istituto di credito o similari, perché abbiamo un parcheggio privato davanti, le vetrine fronte strada, infatti io ero andato a fare bancomat, palazzina recente costruzione, locale di 300 metri quadrati, piano terra e un ulteriore piano, quindi ideale, ideale, ideale. Ora venite con me che ve lo mostro dentro. Qui c'è un ulteriore spazio privato e altre 2 vetrine, quindi in totale ce ne abbiamo 6 fronte strada e 2 nella parte retro dove abbiamo un ulteriore carico e scarico. Guardate, qui abbiamo ulteriori posti auto, magari per i dipendenti. Vedete? Questi 2 locali sono 300 metri, qui c'è un ulteriore 2 ulteriori accessi, quindi questo e l'altro carrabile, l'ascensore che serve tutti i piani, servizi per questo locale, andiamo sotto, qui potremmo fare le casse, sempre ritornando alla mia idea, sopra sportelli per la filiale, direzione, corporate e quant'altro, abbiamo archivio e cavò, vabbè che il cavò serve oramai a poco, però ulteriore locale, accesso carrabile anche da questo lato, è servito da ascensore e montacarichi che raggiunge i piani superiori, questo è l'ascensore. Servizi, abbiamo in totale 4 bagni, corte privata, 6 vetrine fronte strada, 2 accessi carrabili al primo piano, l'altro accesso carrabile sotto, ascensore, palazzina recente costruzione, è davvero formidabile per quel tipo di lavoro. Qualsiasi altro lavoro necessiti di questo spazio comunque ad uso investimento, perché qui è adatto a qualsiasi tipo di attività. Ma la mia provocazione era rivolta a un istituto di credito. Ne abbiamo alcuni a Civitanova, messi secondo me senza parcheggio. Sempre il problema è quello che il cliente vuole arrivare davanti al negozio, quindi valutatelo attentamente. Poi per tutto il resto vi aspetto in agenzia.